Bene, ricominciamo allora con il secondo appuntamento della mattinata con Marianna Bruschi dell'agenzia AGL e Danilo Castelli del Vioreno, che ci parleranno, il titolo lo vedete qui, mappe che raccontano notizie, cioè come costruire mappe che non siano fini a se stesse ma che siano finalizzate a quello che è il nostro lavoro, cioè al racconto giornalistico. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo immaginato un workshop sulle mappe perché pensiamo che sia molto importante per un certo tipo di notizie che sono quelle, diciamo, che si raccontano meglio attraverso la visualizzazione dei luoghi dove avvengono, come costruire delle mappe. Ma a ben pensare, molte notizie, la maggior parte delle notizie avrebbero bisogno di essere collocate visivamente su una mappa. Immaginiamo le notizie che avvengono in luoghi lontani, per quanto tutti noi siamo espertissimi in geografia, ma anche in luoghi molto vicini, perché lavorando online sappiamo che i nostri lettori possono leggerci al di fuori dei nostri confini territoriali, quindi non conoscere il territorio in cui noi invece viviamo. Quindi questo è un workshop pratico in cui vi mostreremo più la teoria delle mappe, quali sono gli strumenti che potete utilizzare voi stessi facilmente per costruire le vostre mappe e con degli esempi delle mappe che abbiamo realizzato nel nostro lavoro. Comincio subito mostrandovi il primo strumento. Comincio subito intanto dicendovi che tutto quello che vi mostreremo, i link, gli esempi, gli strumenti, lo troverete a questo indirizzo bit.ly/mappe-cortina, e quindi potete poi ritrovare tutto in un momento successivo. Il primo strumento che vorrei farvi vedere è Google Maps. Google Maps immagino che faccia parte dell'esperienza di molti di voi. Quanti di voi lo conoscono? Tutti. Però magari non tutti sanno che Google Maps non serve soltanto per consultare dove si trova un posto, cioè andare a cercarsi l'indirizzo e magari chiedergli portami se stiamo in macchina e dobbiamo raggiungerlo, ma serve anche a costruire delle mappe. Lo strumento di Google per disegnare delle mappe si chiama My Maps ed è questo qua. E adesso vi faccio vedere come si fa a mettere un punto su una mappa. Allora, si parte cliccando su crea una nuova mappa. Sì, c'è. E si apre questo pannello in cui in sovraimpressione rispetto alla mappa ci sono due nuove parti, sezioni. La prima è questa, che è la parte, diciamo, editoriale, dove vi posso mettere un titolo e un sommario, fare altre operazioni che adesso vediamo, e l'altra è quella degli strumenti. La prima che userete sarà questa, all'interno della quale io posso cercare un indirizzo. Ovviamente se ci sono dei passaggi che faccio troppo velocemente vi prego di interrompermi, quindi cerco cortina da un pezzo, fare cortina, museo, e vediamo, museo, eccolo qua, questo è il logo dove ci troviamo, Google sa dov'è e mi ci porta. Compare un marcatore di colore verde che è il risultato della mia ricerca. Io posso aggiungere questo marker alla mappa cliccandoci sopra e poi cliccando su aggiungi alla mappa. Diventa di colore rosso e si aggiunge alla legenda che vedete a sinistra. Vedete c'è adesso il puntino che prima non c'era. All'interno di questo puntino io posso cliccare. Qua ci sono i dettagli da Google Maps, quindi c'è un nuovo, diciamo, se l'indirizzo non dovesse essere nel titolo del marker, posso mantenere questo elemento. Cliccando
sommario, ma posso anche, cliccando sulla macchina fotografica, aggiungere una fotografia. Una fotografia che accede a forse l'archivio di foto più grande che ci sia al mondo, cioè l'archivio di Google Immagini. In questo momento sto usando le foto che pesca Google Immagini dalla rete all'interno di uno strumento di Google. Non sto scaricando la foto e ricaricandola su un altro server, cioè sto sfruttando una proprietà intrinseca a Google, quindi diciamo non si pone un problema di copyright o non si deve ancora. Allora, museo, regole, cortina. Eccolo qua. E io posso aggiungere questa fotografia alla mia mappa. E vabbè, ma così è, diciamo che insomma non è carino, ma non ha molto senso. Ma mettiamo che qua ci mettono un divieto di accesso, quindi tolgo la foto perché non ha senso far vedere il museo e dico che questo è un divieto di accesso, di accesso. Qui davanti alla strada fanno dei lavori, quindi cantiere stradale, i lavori dureranno e sarebbe molto carino, adesso lo facciamo più largo, se qua come mettono un divieto d'accesso in Corsa Italia, comparisse un divieto d'accesso sulla mappa. Per farlo io posso usare di nuovo l'archivio di immagini che mette a disposizione Google e personalizzare l'icona. Quindi andrò su Google, apro un'altra scheda, cerco un divieto d'accesso e lui mi darà delle immagini di divieto d'accesso. Voi sapete che le immagini, le foto che vengono salvate sul computer in genere sono JPEG, no? Ce ne sono tanti formati per le immagini, ci sono i bitmap, uno fatto diciamo apposta per le icone è un formato che si chiama PNG. Questo perché lo sfondo in questo caso del divieto d'accesso è trasparente e quindi cioè, la mappa sotto continua a vedersi perché lo sfondo del disegno è trasparente. C'è una funzione di Google che mi consente di fare una ricerca all'interno delle immagini per tipo di file. Questa funzione si chiama file type, file tipe con la y, due punti PNG. Quindi io trovo, questi sono tutti file in PNG, quindi dovrebbero avere tutti lo sfondo trasparente. Ne prendo uno e clicco su visualizza immagine. In questo modo dalla pagina dei risultati di Google invece arrivo proprio alla foto in sé. La foto in sé è individuata su internet attraverso un indirizzo web che è questo qua su, vedete questo indirizzo, la URL, è l'indirizzo che individua in maniera univoca questa foto, questa foto è un file salvato sul suo server. Questo server è di pubblico accesso, per raggiungerlo uso quell'indirizzo e soltanto quell'indirizzo, ed è così che funziona tutto internet. C'è un articolo del sito del Tribunale del giornale su cui lavoro, cioè la singola pagina di ogni articolo è individuato da una URL, da un indirizzo internet univoco. Io prendo questo indirizzo, torno sulle mappe e adesso uso questo strumento. Vedete nella leggenda c'è questo elemento grafico che non sono mai riuscito a definire cosa sia, un rombo mezzo pieno mezzo vuoto, un secchietto. I secchietti per me sono cilindrici, non sono rombi, vabbè. Il secchiello, ci clicco sopra e vedete che posso, a parte cambiare per esempio il colore del marker, ma in questo caso non mi interessa perché voglio proprio cambiare l'icona, faccio altre icone e qui ho lo spazio per inserire una URL, un indirizzo, l'indirizzo proprio di quella foto lì. Aggiungo
questa URL e vedete è spuntato il mio indirizzo d'accesso. In questo modo questa è una mappa che racconta una notizia perché dice che in quel punto il comune ha messo il indirizzo d'accesso. E non mi viene in mente un altro modo, cioè per quanto lo spiega a parole questo concetto che sono indirizzo d'accesso in quel punto, mostrarlo è il modo più efficace possibile. Poi se fossi veramente un bravo giornalista potrei disegnare attraverso quest'altro strumento che serve per tracciare una linea, potrei disegnare un percorso alternativo, cioè di lì non passi, ti faccio vedere dove puoi passare. Quindi aggiungo una linea. Adesso io non sono molto pratico di cortina, quindi se passo in strada dove prendetelo per buono. Poi tra l'altro mi sembra anche abbastanza non semplice perché vedo che a girare questa strada se uno passa da qua, diciamo che il percorso alternativo è questo, non è vero, però diciamo che è questo. Io traccio una linea e spiego, però l'ho disegnato un po' male, e spiego per passare di qua percorso alternativo, si passa da qua. E ancora una volta posso modificare il colore della linea e in questo caso anche lo spessore. E quindi il percorso alternativo nella descrizione indicherò tutte le strade in cui invece si può passare. Questa è una mappa che ha dato un'informazione, adesso sono pronto per pubblicarla. Quindi cliccherò, intanto c'è un titolo, divieto d'accesso, facciamo cortina, divieto d'accesso in Corso Italia. Poi cliccherò su condividi perché questa mappa, mentre io ci ho lavorato in tutto questo tempo, in realtà la potevo vedere solo io, cioè voi perché ve l'è proiettata, ma diciamo online soltanto io. Devo rendere questa mappa con condividi, questa mappa pubblica sul web. Per farlo dovrò modificare. Adesso appena si apre vedrete che c'è scritto che questa mappa in questo momento è privata e c'è il bottone per renderla pubblica. Diamogli un secondo, un po' di incoraggiamento. Disconnesso da regola, aspettate che mi riconnetto. Scusate, ma come? Il divieto d'accesso, sì, deve essere. Se l'ho presa. Allora vi faccio vedere che se così condividi, dico ok. Eccolo qua. Ho scritto Corrina, scusate, no, ce lo prego. Perché poi adesso la rendo pubblica, quindi non voglio fare brutta figura con il mondo. Quindi dicevo ok, vedete? Sì, no, poi me lo tolgo. Vedete c'è il modifica, ho tre possibilità. Uno è non attivo, significa che lo vedo soltanto io. Attivo vuol dire che la mappa è pubblica ma è accessibile soltanto a chi ha il link. Cioè il link significa l'indirizzo, la URL, come vi spiegavo prima per il divieto d'accesso, l'indirizzo internet che conduce univocamente a questa mappa qui. Pubblico sul web perché è anche ricercabile ed è pubblico. In questo momento la rendo pubblica e la rendo pubblica per fare l'ultimo passaggio, cioè cliccando sui tre pallini accanto a condividi ho la funzione incorpora sul mio sito. Questo vuol dire che se voi avete un sito, tenete un blog, potete prendere questa mappa e incorporarla all'interno della pagina del vostro blog in cui raccontate appunto i lavori che il comune sta facendo in Corso Italia. Incorporare significa prendere un oggetto che di per sé si trova da un'altra parte di internet e incorporarlo, incastonarlo, inglobarlo, inserirlo all'interno di un altro contesto, in questo caso il mio blog.
Questo codice che vedete qua, non dovete, diciamo, non è necessario che voi sappiate che cosa c'è scritto dentro. Lo prendete, è vero, è buono, va bene, funziona, lo prendete e lo incollate nel testo del, abbiamo fatto l'esempio del blog, nel testo del vostro blog, non nel testo, diciamo la parte in cui scrivete le parole. Dovete sapere che quando scrivete nel vostro editor di testo, in realtà, per esempio, se mettete un neretto, vedete un neretto, ma in codice HTML, che è il linguaggio con cui vengono scritte le pagine, quel neretto corrisponde a una tag precisa, che è B. Cioè è codificato, è codice. Questo, sai che non c'ho Un cantuo, fiato mio. Guarda. Se vuoi. Sì, sì, grazie mille. Scusate se dico cose che magari per alcuni di voi sono risaputissime, però magari può essere... Adesso spero di trovare la prossima. No? Però un altro. Dai. Allora, digli una adesso. No. Se ricordo. Se no poi pubblico tutto quello che passa per la testa al tuo nome. Vabbè. Adesso. Ah, ma sono Dici che non è come te. eccoci. Allora, facciamo un nuovo. Guarda, Carlo Felice, che è un uomo eccezionale, mi ha aperto il suo blog di WordPress. Quello che non usa per sé. Dov'è il codice sorgente? Vabbè, visuale testo. Il testo è il codice sorgente. Sì. Ok. Adesso WordPress ha questa suddivisione visuale e testo. Se io scrivo grazie Carlo, non ti faccio le fuse. Vedete, qua vedo il neretto, ma se vado in testo vedo strong, grazie Carlo, più di strong. Insomma, cioè non è che è necessario che voi sappiate che cosa c'è scritto. La cosa importante è che voi sappiate che questo codice qua, per far comparire la mappa, lo dovete incollare nella parte del codice HTML, che in alcuni editor si chiama codice sorgente, in altri c'è scritto il bottone HTML sul bottone. Lo incollate qua e qua comparirà, adesso non si vede perché va pubblicato, comparirà la vostra mappa, quella che avete fatto con il diretto accesso. Ok? Bene. Allora, un'altra cosa che volevo farvi vedere, allora, intanto vi faccio vedere un esempio di come si può usare, un paio di esempi di come si può usare. Questo è un po' datato, ma è sempre, ci sono un po' affezionato. È il ciclo produttivo dell'acciaieria Lucchini di Piombino. Facciamo questa mappa quando ancora non si conosceva il settore della Lucchini, che per fortuna sembra al momento è una fabbrica, un'acciaieria che dà lavoro a 2000 persone e questi erano i giorni in cui veniva spento l'altoforno e sembrava che la fabbrica chiudesse i battenti, poi hanno trovato un acquirente e hanno firmato anche il ministero. Ma insomma, qua avevamo provato a spiegare, facendo vedere l'area industriale della Lucchini a Piombino, come si fa l'acciaio partendo dal ferro e dal carbone. Sono dei punti con delle icone non cambiate come vi ho fatto vedere. Per esempio questo è l'altoforno e all'interno del balloon, del fumetto che spiega cosa fa l'altoforno, c'è per esempio anche un video che spiega come funziona un altoforno. In altri casi abbiamo messo delle fotogallerie, insomma abbiamo cercato di spiegare attraverso i luoghi di questa fabbrica come funziona la fabbrica, che cosa si fa in questa fabbrica. Un'altra cosa, un altro esempio, sempre con MyMaps, è questo. Sono le bandiere arancioni della Toscana. Scusate se insisto con la Toscana, ma io lavoro lì.
sono le bandiere arancioni della Toscana e per ogni paese abbiamo messo una foto, una piccola descrizione e un link per saperne di più. Ora, le bandiere arancioni non sono proprio poche, quindi cioè, mettersi lì punto per punto a mettere tutte le bandiere arancioni comincia a diventare un lavoro che parte qualche ora. Ma MyMaps dà una funzione, questo butto via tutto, qua il viaggio d'accesso, così nessuno pensa che la strada è chiusa, ma magari è pedonale, quindi non c'è questo problema. Ma il percorso alternativo è per i Esatto, ho eliminato tutto perché un'altra funzione che si può utilizzare di MyMaps è importare dei dati. Questi dati hanno un formato preferito, diciamo, spesso quando si lavora con le mappe, quando si lavora con i dati, quasi sempre, si incoccia su un programma che è Excel, un programma che conosciamo da tanti anni, ma che in realtà pochi usano, pochi sanno muoversi tra le celle. Io vi faccio vedere come è fatto un esempio, e questo è il file che io ho utilizzato per fare la mappa che vi ho fatto vedere, che adesso rifarò insieme a voi. Vedete, sono due colonne, in una ho messo il nome e in una ho messo le località. Excel funziona, diciamo che è un foglio di calcolo, nel senso che è un foglio che serve a fare i calcoli, questa è la sua funzione principale, serve a fare i calcoli, perché se fossero 5 elementi basta la calcolatrice, ma quando ne sono 5.000 diventa un lavorone, serve a semplificare la vita e a velocizzare processi di calcolo che possono essere lunghi e complessi. In questo caso non ci sono numeri, io ho utilizzato l'Excel per usare dati, per lavorare con dati non numerici. In questo caso il mio dato è nella colonna delle località. Il fatto che il dato indirizzo, cioè che Barga o Anghiari possa essere un dato, è vero soltanto, è vero su Google e poco più, perché Google ha la grande capacità di riconoscere gli indirizzi. Molti strumenti che useremo, che vedremo anche oggi per fare le mappe, hanno bisogno, per mettere un punto, di conoscere la latitudine e la longitudine. Invece Google dal nome del luogo sa mettere il punto. Poi dovete stare attenti che non sia, diciamo, come si dice, toponimo in un altro continente. Basta controllare, poi si sposta. Comunque gli Excel sono fatti così, e se volete lavorare con i dati, con le mappe, con le grafiche, un po' di Excel vi servirà usarlo. Allora io adesso proverò a caricare questo Excel che vi ho fatto vedere, clicco su importa. Da zero praticamente. Sono praticamente dove ricarico tutto, così lo vediamo. Ricarico così, poi tra l'altro c'è questa bassa prima del nome. Vedete, sono proprio all'inizio, clicco su importa, seleziono il file che mi interessa. E lui mi chiede, scegli le colonne per posizionare i segni a posto. Cioè mi chiede, dove si trovano i tuoi indirizzi? Io gli dico che gli indirizzi li trova nella colonna località. E poi scegli una colonna per assegnare i titoli e gli indicatori. E io gli dico che si trova nella colonna del nome. Era facilissimo questo processo, c'era una colonna del nome e una colonna delle località. Fine, lui ci pensa, tutto va bene. In pochi secondi, speriamo, a seconda della velocità di connessione. Vabbè, mi ha messo un punto a Praga, adesso vi faccio vedere anche come si sposta. Ecco tutti gli elementi. Di default lui
li assegna come tutti gli elementi. Questo per riottenere l'elenco delle località basta cambiare lo stile, quindi si passa da stile uniforme a stili individuali, ed ecco rispuntare l'elenco delle località. Questo qua, adesso devo vedere se mi ricordo come si fa. Questo qua, che fuori zona, se io lo modifico è a Vinci, ok? Vinci è sbagliato, quindi adesso se io vado allora ecco qua, apro tabella dati, vedo che Vinci è sbagliato, vado a Vinci, Vinci Firenze, e lui, se sono stato bravo, adesso cliccando su Vinci dovrebbe portarmi di quando, giusto andare a Vinci, mi ha portato a Vinci, quindi esisteva un Vinci in, mi sembra la Repubblica Ceca, e così l'ho rivoluto. E poi adesso posso lavorarci, come vi ho fatto vedere prima, aggiungendo foto e aggiungendo testi. Ok? Siamo d'accordo? Vi farei vedere un altro strumento che serve a fare un lavoro leggermente diverso, poi ve ne mostrerà anche Marianna. Serve a fare mappe attraverso informazioni non puntuali, quindi non i marker, ma i poligoni. I poligoni, per esempio, l'area di un comune o l'area di una regione, cioè la regione Veneto, il perimetro è un poligono. Per fare questa mappa, per esempio con le regioni italiane, possiamo utilizzare un altro strumento di Google che si chiama Fusion Tables, a cui si accede attraverso questo strumento che forse è più noto a tutti voi, cioè Google Drive. Google Drive è uno strumento molto potente di Google, dove Google ha riunito tutta una serie di funzioni che ha fatto nella sua storia. Quindi per esempio voi sapete che potete scrivere un testo, usare un editor di testo come Word utilizzando uno strumento di Google, oppure fare una presentazione tipo PowerPoint usando uno strumento di Google. Cioè Drive è un raccoglitore dei vostri documenti, quelli che vi faccio vedere. È uno spazio per l'archiviazione dei vostri file, quindi voi, se avete dei documenti che volete salvare e portarvi in viaggio, potete salvarli qua su Drive, ma potete creare i documenti direttamente su Google Drive. Quindi cliccando su nuovo potete fare un Google Docs, cioè un documento di testo, un Google Sheets, che sarebbe un foglio di calcolo come un foglio Excel, un Google Slides, che sarebbe come il PowerPoint, e poi avete altre possibilità, tra cui appunto quello che vi ho fatto vedere, MyMaps. E poi c'è questo Fusion Tables che serve a fare le visualizzazioni grafiche. Per esempio con Fusion Tables potreste fare, non so, un grafico a torta o un diagramma a barra. Con Fusion Tables si possono fare anche delle mappe. Adesso io voglio caricare le regioni italiane su Fusion Tables. Ho bisogno di un file che contenga le regioni italiane, lo devo trovare. Per trovarlo potete utilizzare la funzione che vi ho fatto vedere prima, cioè fare regioni, file type, KML, e nel caso delle regioni, ma in molti altri casi, c'è qualcuno che ha già fatto il lavoro per voi, cioè vi ha messo in un file che si chiama KML le informazioni che servono per disegnare i poligoni delle regioni. Queste informazioni di per sé, come vengono, diciamo, pubblicate
dall'Istat, sono le categorie dell'Istat, in realtà sono 3 file che vanno combinati insieme. Il KML è diciamo, il formato compresso di questi 3 file messi insieme, e in genere si trova qualcuno che ha già fatto il lavoro per noi. Io l'ho già scaricato e quindi caricherò su Fusion Tables le regioni d'Italia. Vi fa vedere, insomma, come sapete, un po' è come dire la riproduzione di un foglio di calcolo. Vi dico di proseguire, qui posso dargli il nome al file, attribuire i dati, descrivere i dati. È tutto chiaro fin qui? Adesso vi faccio vedere cosa ne è fuori. Allora, vedete, questa è una struttura che ritroverete spesso, cioè da una parte avete, spesso anche nei programmi che vedremo successivamente, da una parte avete la riproduzione di un foglio di calcolo e cliccando dall'altra invece avete la mappa. Queste sono le, sapete, sono le regioni italiane. Però insomma così è un livello di partenza, significa poco. Immaginiamo che io abbia un altro foglio Excel in cui ad ogni regione ho assegnato un valore, non lo so, per dire il numero delle nascite o l'indice di natalità, cioè, e voglio raccontare attraverso questa mappa dove si nasce di più in Italia. Ora i dati non sono veri, cioè sono casuali, però mettiamo che sia questo il caso. Quindi avrò un foglio Excel che sarà fatto nome della regione e un numero. Ok? Io questo foglio ce l'ho già e sfrutto, partendo da questa mappa, una funzione di Fusion Tables, aggiungerò una colonna a queste 3 colonne, che sono quelle che contengono le informazioni che servono a Google per disegnare il poligono. Aggiungerò una colonna dove semplicemente ci sarà scritto un numero. Quindi farò file, merge in inglese vuol dire fondere, e andrò a cercare quel foglio Excel che vedete prima. L'avevo già caricato, Adesso lui mi chiederà vuoi che l'Abruzzo vada con l'Abruzzo e che la Basilicata vada con la sì. Fai le coppie tu, poi merge, quindi si fondono queste 2 tabelle e ne viene fuori una terza, dove io avrò tutto quello che avevo prima, semplicemente ho aggiunto una colonna, che è la colonna dei valori, che sono numeri casuali. Adesso torno sulla mia mappa e non è successo niente, perché gli devo dire che cosa deve farci con quei valori. Allora io voglio, per esempio, che a colore, vedete qua ci sono se fossero punti c'è la possibilità di cambiare il colore, la dimensione dei punti, eccetera. Nel caso dei poligoni, come in questo caso, gli dirò riempi di colore, e riempi di colore in base a un gradiente. Un gradiente significa che a colori più scuri corrispondono valori più alti. Quindi mostra il gradiente, salva, e ecco la magia. E quindi ho semplicemente fatto in questo modo, ho dato l'immediata informazione che ora non vedo dov'è più scuro, in Veneto si nasce un po' di meno che in Sicilia, se fossero stati veri valori. Cosa manca in questa mappa? Cioè la leggenda. Allora, per fortuna dopo, cioè non c'è sempre stata su Fusion Table la leggenda. Ho visto gente disperata a cercare in tutti i modi possibili e immaginabili di aggiungere una leggenda, appiccicandocela. Adesso per fortuna, ormai da qualche tempo, c'è la leggenda automatica e io gli dico aggiungi la leggenda automatica.
e lui mi fa vedere, neanche mi fa vedere che la leggenda che spiega che a valori più chiari corrisponde un numero più basso e a valori più scuri un numero più alto. A questo punto posso di nuovo fare share, modificare e rendere pubblica questa mappa e poi, se mi ricordo che alla fine, e poi da file, no, da tools c'è publish e qua posso ottenere il codice per l'embed e quindi prendere questa mappa e pubblicarla sul mio sito. L'ultima cosa che vi volevo far vedere parte sempre da Google Drive. Io posso, adesso ho caricato dei file che erano dei fogli Excel che avevo sul computer ed erano dei dati che io già avevo. Mettiamo che io voglia invece chiedere ai miei lettori di segnalarmi dove si trovano le cose che mi interessano. Immaginate, io vi faccio un esempio subito così si capisce. Questo sono pochi punti ma spiega. Dopo un caso di una spiaggia chiusa, una spiaggia chiusa da un privato che era l'unico, aveva preso l'unico sentiero per accedere a quella spiaggia. Voi sapete che questa cosa non si può fare perché alle spiagge si deve poter accedere, se c'è un solo sentiero per raggiungere una spiaggia, anche se passa sulla proprietà privata, quel sentiero deve essere aperto. Quindi abbiamo chiesto, dopo un caso di questo tipo, abbiamo chiesto ai lettori di segnalarci un po' di spiagge. Sono arrivate qualche segnalazione, le abbiamo verificate, le abbiamo pubblicate qua, ma come abbiamo fatto a chiederlo? Con un modulo come questo. Ve ne faccio vedere uno un po' più, dove ci sono le spiagge negative della Toscana, uno mette il nome della spiaggia, indica l'indirizzo, spiega qual è il problema riscontrato e l'indirizzo email segnala questo problema. L'indirizzo email rimane a disposizione solo della redazione, non è un altro è per esempio questo è Livorno, c'è diciamo un brutto vizio, spesso è una città in cui arrivano, c'è il porto, arrivano le crociere, arrivano magari migliaia e migliaia di turisti in un solo giorno. Questi turisti, la maggior parte, vengono caricati sui pullman e portati a Pisa, a Firenze a fare le gite e poi accompagnati dalla nave, ma il malaugurato, lo dico scherzando, turista che dovesse decidere di rimanere in città e visitare Livorno, in genere all'ora del pranzo, quando arrivano le crociere a Livorno, trova tutti i negozi chiusi. E allora il Tirreno ha fatto una campagna di sensibilizzazione rispetto a questa cosa. Un giorno in particolare in cui arrivavano annunciato tante di queste mega crociere, abbiamo chiesto ma voi state aperti quel giorno lì? E queste sono state le adesioni alla nostra campagna. Tantissime, quindi voglio dire, abbiamo toccato un nodo, un nervo che andava toccato, e qui l'adesione è stata di massa. E come vedete anche qui c'è questo modulo, questi sono indirizzi che abbiamo verificato uno per uno, che abbiamo controllato, tolto i doppioni, un po' di lavoro c'è da farci. Come si fa a fare questo modulo che si trasforma, guardate un po', in un foglio Excel e che poi può essere caricato su My Maps o su Fusion Table, che vi ho fatto vedere? Si fa sempre da My Drive. Io faccio un nuovo, e in questo caso faccio un nuovo Google Form. E questo è, diciamo, il pannello di controllo di questi Google Form. Form vuol dire modulo, è un modulo. Soltanto una domanda, questi strumenti di Google hanno un limite di visualizzazione oltre il quale bisogna pagare o no? No, non hanno, anzi prima diciamo c'era una versione di My Maps a pagamento che consentiva di una risoluzione migliore e aveva tra le sue funzioni anche la possibilità di cambiare l'icona. Come vedete l'ho cambiata gratuitamente, cioè adesso si può fare, hanno aperto
si vede che ci guadagnano già abbastanza con i nostri dati, quindi non hanno bisogno di chiederci altri soldi in altre, ho fatto anche una piccola polemica. Allora, il forum, dove siete? Qui potete, insomma, faccio una domanda così, qui potete spiegare come ho fatto prima io, qua qui non ce l'avevo messo, però vedete qua c'è il titolo, la descrizione, inserisci l'indirizzo, il tipo di risposta che potete ricevere è di tanti tipi. Per esempio ci potete fare il quiz la risposta multipla. Siete d'accordo con il divieto d'accesso qui di fronte? Sì, no. E può essere un modo per costruire un sondaggio e pubblicarlo. In questo caso noi abbiamo bisogno di una risposta di tipo testuale. Non vi ingannate, cioè è di tipo testuale per il forum. Poi Google riesce a estrarre dal testo l'indirizzo, quindi il dato sulla località. Quindi io voglio una risposta di tipo testuale, poi magari ne mettiamo anche un altro e dico che questo è richiesto, anzi facciamo il nome, questo lo chiamiamo nome, e poi ne aggiungo un altro, vedete, chiamo testuale, indirizzo. Scusate, ho fatto troppo veloce, quando clicco qua require question, intendo dire che se non viene riempito quel campo il form non parte, non viene allora, questo è cliccando su view live form vedo come cosa quello che vedono i miei lettori, i miei utenti. Se clicco su view responses ho il foglio di testo dove arrivano le risposte ed è fatto dalle due colonne che ho creato io più un'altra che è la data, quella ce la mette di default. Quindi io sono Danilo e sono a Cortina Corso Italia. Poi ne metto un altro e facciamo che Marianna è a Padova, Piazza R. Piazza di Lerna. Adesso se vado a vedere il mio, è lo stesso, l'avevo lasciato aperto, il mio foglio Excel, vedete che in tempo reale sono entrate le risposte. Adesso se io faccio, sia che io faccia una MyMaps, sia che io faccia una Fusion Table, posso importare questo foglio di calcolo. Qual è la differenza? Che se faccio la MyMaps il foglio di calcolo deve essere finito, cioè non è che poi ho la possibilità di aggiungerne un'altra. Se faccio invece la Fusion Tables ho due possibilità e vi prego di cogliere la differenza. Uno è ottenere le risposte qua e poi ricaricare tutte le righe e quindi aggiornare con pochi clic tutta la mappa. Questo però mi consente, come nel caso degli indirizzi degli esercizi commerciali di Livorno, di controllare che quei negozi esistano, che siano effettivamente nell'indirizzo, cioè che non ci entri tipo io sto a pranzo a casa di mia nonna, si trova in, cioè no, questo genere di cose, queste informazioni potevo ripulirle e fare insomma quella funzione di verifica che è nostra propria. Ma volendo posso anche con un po' di difficoltà in più automatizzare, cioè al momento dell'inserimento dell'indirizzo all'interno del form spunta un punto sulla mappa, che è, per la ragione che vi ho appena detto, una modalità che si consiglio, perché io consiglio di verificare le informazioni che vi vengono fornite prima di pubblicarle, però volendo la possibilità teorica c'è e nella presentazione trovate il link in cui Google vi spiega passo per passo come sincronizzare il Google Form alla Fusion Tables, così che all'inserimento dell'indirizzo spunti un punto sulla mappa. Se invece volete caricare questi due indirizzi
sulla Fusion Table dove ricomincia da qua. Sulla Fusion Table e poi dopo averle verificate aggiungere altre linee è semplice, perché fate Google Fusion Table, vedete prima ho scelto un file dal mio computer, adesso invece ne prendo da un Google Spreadsheets, cioè quello che abbiamo appena fatto. Ho per l'appunto l'ultimo file creato che è dove siete, lo seleziono, ci sono i due punti che ho indicato, in questo caso vedete prima questi indirizzi erano gialli, adesso non lo sono. Ho bisogno di dire a Google che queste sono informazioni che sono località, non sono testi. Quindi faccio change type location, lo salvo, adesso diventeranno gialli e aprendo una mappa, se tutto va bene, avrò i miei due punti. Ecco, Padova e Cortina. E se ci sono domande, questa parte passerei la parola alla mia socia, Maria Marcos. Allora, qua come vi diceva Danilo c'è la guida per sincronizzare il foglio di calcolo con la mappa. Allora, lo strumento che vi faccio vedere io si chiama CartoDB. Allora, CartoDB è utilizzato per creare mappe di dati e di due tipi, quindi quelli come vi diceva anche Danilo, fatti con i poligoni, quindi fare in modo che la superficie di un territorio, una regione, un comune, una provincia, possa essere associato a un numero, oppure dati puntuali, con la possibilità di trasformare quel segnaposto che abbiamo visto essere una goccia in Google Maps invece in un elemento che già subito ad una prima occhiata dà un'informazione al lettore. Questo significa renderlo per esempio più piccolo quando il numero è piccolo, più grande quando il numero è grande. L'idea di realizzare mappe di questo tipo è che all'interno di un'inchiesta, di un servizio, di un lavoro giornalistico possa essere utile dare una visualizzazione dei dati che immediatamente aiutano il lettore a farsi un'idea di quello che vuole raccontare il nostro servizio. Vi faccio vedere, prima ancora di farvi vedere il programma, un esempio. Allora, con i colleghi del Veneto abbiamo realizzato questa mappa sull'andamento delle elezioni regionali. Allora, era una mappa che quando è iniziato lo spoglio era vuota, cioè si vedevano i confini territoriali dei comuni, ma era tutta bianca. Piano piano che arrivavano i dati su chi vinceva o meno in un comune, si compilava questa mappa e si associava un colore al nome del vincitore. Quindi come vedete, diciamo, questa mappa serviva quella notte ai lettori a vedere l'evoluzione dello spoglio rappresentata graficamente, ma poi a fine spoglio aiuta senza molti dubbi a capire come sono andati le elezioni in Veneto, no? Quindi a parte avere la macchia verde di tutto il Veneto, può anche essere interessante andare a vedere le eccezioni per capire dove invece sono i comuni che hanno vinto gli altri candidati. Quando si clicca su un comune si apre una scheda con ovviamente il nome del comune e comunque con la percentuale di tutti i candidati. Si può poi fare anche una ricerca, vedetela in alto, quindi se io per esempio scrivo Padova, la mappa da sola si muove sul comune di Padova, me lo fa individuare, clicco e ho il dato su Padova. Un po' diversa è invece questa mappa. Allora, questa è una mappa fatta un po', se vogliamo, per semplificare, no? È un'inchiesta sui prezzi del gasolio. Noi abbiamo
scelto tutte le nostre città sono più rappresentative dei quotidiani, più le grandi città, e cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vedere tramite i siti, conosciuto, trova prezzi, eccetera, eccetera, quali erano i benzinai quel giorno con il prezzo più basso in città. E quindi abbiamo indicato al nostro lettore una fotografia del momento. Se clicco sui vari punti, anche in questo caso ho l'indicazione della città, ho l'indicazione del distributore e mi viene dato l'indirizzo preciso, diciamo, di quel distributore. Anche in questo caso, diciamo, a colpo d'occhio vediamo che comunque il puntino più piccolo o più alto o più grande in cui viene rappresentata la città mi può dare un'indicazione. Ora la vedete così molto schiacciata perché la presentazione viene piccola, è una mappa in realtà a tutto schermo. Allora, dietro questi esempi c'è un foglio Excel. CartoDB in realtà, diciamo, su questo un po' aiuta perché funziona con un suo visualizzatore, insomma, di fogli Excel. Questo aiuta, per esempio, come è stato nel caso della mappa del Veneto, a lavorare dentro al programma. Però, siccome alla base c'è un concetto di Excel, un concetto di righe e colonne, bisogna entrare sempre in quell'ottica lì e pensare, quando si hanno dei dati in mano, a rappresentarli per prima cosa, prima ancora che sulla mappa, su un foglio Excel. Vi faccio vedere, adesso entriamo nel programma, vi faccio vedere nell'esempio sui prezzi della benzina quello che vediamo dentro il programma, ma anche com'era il file di partenza. Allora, CartoDB è un programma che ha un primo livello di account gratuito, che ha delle limitazioni, in questo caso, sul numero di mappe che si possono realizzare. E dopodiché, a seconda dell'utilizzo che se ne decide di fare, si procede eventualmente con gli upgrade dei livelli. Ora speriamo di ricordarmi la password, le volte non ne ho tantissime, ammetto, non sono di quelle, però le salve sempre. Sì, Abbiamo colpo. forse. Ah no, questo proprio mi sono dimenticato un pezzo della mail. Io, siccome ne faccio tante, ho un primo step a pagamento, non c'è differenza nel prodotto, nella qualità, c'è solo una questione di numeri. Inizia ad esserci differenza invece con un livello molto più alto, ed è un esempio poi che vi faccio vedere dopo. Allora, quello che, cioè, come viene visualizzato CartoDB è questo, qui subito ci propone una gallery dei nostri lavori. Funziona con due approcci, ci fa vedere da una parte i dati che noi possiamo caricare come se fosse una sorta di Google Drive all'interno del programma, e poi il risultato, quindi le mappe che da quei dati abbiamo creato. Questo già ci fa capire che rispetto ai dati che noi carichiamo possiamo rappresentare molte mappe, per esempio. Quindi lo vediamo adesso nell'esempio della benzina, il file che era utilizzato per quel lavoro era in realtà un file che aveva molte informazioni. Ma questo è il file Excel che c'è alla base, vedete che c'è un elenco di città. CartoDB ha bisogno di latitudine e longitudine. Allora, se su questo, diciamo, sta aggiornando il suo sistema anche per l'Italia, quindi la città la riconosce, i comuni li riconosce, quindi se io gli do impasto un Excel con un elenco di comuni, è in grado di trovarli e di collocarli sulla mappa. Se gli do un indirizzo di un benzinaio, no, mentre invece questo Google Maps lo sa fare. Quindi ha bisogno di trovare longitudine e latitudine. Allora, per fare in modo di avere questi due elementi, ci sono dei siti che consentono tramite un indirizzo di trovare la longitudine e latitudine. Vediamo se me lo ricordo, dovrebbe essere latitudine e longitudine.it. sì, io qua adesso metto via Roma clicco su cerca, ok, me lo fa vedere sulla mappa e
quindi restituisce i due valori, latitudine e longitudine. Questo cosa significa? Che dietro quella mappa lì c'è un lavoro di costruzione di questo file, no? Quindi vuol dire che noi abbiamo fatto una colonna del file Excel con il nome della città, abbiamo predisposto una colonna longitudine e una colonna di latitudine e abbiamo per ogni benzinaio fatto questo lavoro, quindi inserito l'indirizzo e poi ricavato i due elementi. Andando avanti a vedere il file, poi abbiamo dato anche il marchio del distributore, anche questa comunque è un'informazione, e poi abbiamo messo il prezzo più basso per il gasolio e per la benzina. Okay. Nella mappa che abbiamo visto nell'esempio avete visto che in realtà era soltanto fatta sui prezzi della benzina, del gasolio. Questo vuol dire che io posso caricare molti dati e poi da quei dati, in questo caso per esempio, rappresentare due mappe diverse. Quindi il file Excel costruito è questo. Se io adesso vado su CartoDB, qua in alto, accanto al mio nome, in questo menu mi fa scegliere appunto fra le mappe e i dataset. Per dataset si intende l'insieme dei dati di riferimento, in questo caso quindi un file. Io clicco su dataset e con una ricerca interna provo a dirgli benzina, sperando di aver usato la parola benzina nel nome del file. Dovrebbe essere. Ok. Me ne trovo a 3, adesso vediamo se facciamo quello giusto. Quindi clicco sul mio file. Sì. E già qua in alto vediamo che mi dà due possibilità, cioè mi fa vedere da una parte il data view, quindi vi faccio vedere i dati e in effetti assomiglia abbastanza all'Excel che avevamo prima, no? È un pochettino più complesso perché aggiunge delle colonne che servono a lui per funzionare, però insomma, assomiglia molto al file che avevamo prima. Ok? Lo vediamo. C'è la colonna latitudine, longitudine, eccetera. Se io clicco su Map View, ho la visualizzazione di quei numeri sulla mappa. In questo caso, diciamo, CartoDB, quando noi gli carichiamo il file, un po' come ha fatto Google quando gli ha chiesto da dove prendo l'informazione con l'indirizzo, dalla colonna località. CartoDB fa la stessa domanda, ci chiede l'informazione geografica come me la vuoi dare. Fossimo negli Stati Uniti dove insomma, la funzionalità di CartoDB è estesa, gli basterebbe anche l'indirizzo. Nel nostro caso gli abbiamo creato le colonne longitudine e latitudine e quindi gli diciamo guarda l'informazione geografica prendila da quelle due colonne e a quel punto lui in effetti fissa dei punti che sono tutti uguali e adesso lo proviamo a fare. Io ho cliccato su crea nuovo dataset, si apre questa possibilità di ricerca, vedete che anche qua mi farebbe per esempio cercare sul mio Google Drive, io invece devo caricare un file, quindi select le file, benzina città e gli dico connect dataset, quindi lui lo carica, ci lavora un momento. Quindi per esempio mi dice che è a posto. In America trovano le località a partire dall'indirizzo, ma soprattutto caricano i file molto più velocemente di quanto Esatto. Quindi questo è quello che abbiamo visto anche prima, no? Quindi è il mio file Excel, diciamo, adattato alle caratteristiche di CartoDB. CartoDB riconosce i numeri, quindi è in grado, quando vede un numero, di dire a quella colonna che tutte quelle informazioni sono numeri, perché abbiamo detto la caratteristica di CartoDB è proprio quella di mettere un punto su una mappa che sia graficamente riconoscibile in base al numero che gli è legato dopo, quindi il prezzo più basso della benzina avrà un pallino piccolo e il prezzo più alto un pallino più grande. E anche in questo caso mi ha riconosciuto latitudine e longitudine. Ok? Apparentemente. Allora, questo è
un aspetto positivo di CartoDB, cioè ti aiuta a capire dove stai sbagliando e ti guida nel percorso che ti porta poi al risultato. Cioè, cosa mi dice? Non mi hai detto dove devo prendere l'informazione geografica. Mi suggerisce di cliccare questo pulsante georeference. Io lo clicco e gli dico: selezionami la longitudine dalla colonna che io ho chiamato longitudine e la latitudine dalla colonna che io ho chiamato latitudine. Questo vi fa capire quanto è importante che il file che abbiamo organizzato sia un file, insomma, studiato per essere già pronto con le informazioni giuste. E gli dico di continuare. Lui a questo punto mi ha trovato i punti sulla mappa. Ora ingrandisco un pochettino e vediamo che in realtà lui mi ha messo dei punti, sono tutti uguali, cioè mi ha soltanto fissato un punto sulla mappa. E questo perché? Perché io non li ho associati a niente, io ho soltanto chiesto di farmeli visualizzare. Ora gli devo dire: no, guarda, io voglio un passo in più, cioè voglio che il mio lettore apra questa mappa e capisce che è a Sassari che c'è il prezzo più basso più alto. Allora qua sulla destra vedete che ci sono una serie di iconcine per intervenire. Quella che a noi interessa è questo pennello, si chiama Wizards. Lo clicco e qua mi dà un po' di possibilità per lavorare sulla rappresentazione del punto che ho fissato. Quella che a noi interessa è Bubble. E già sposto un po' la mappa, qualcosa si è mosso sulla mappa. Quando ho cliccato su Bubble, qua mi si è aperto un menu a tendina e mi dice le colonne che lui riconosce avere dei numeri e mi chiede da quale colonna voglio pescare. Quindi io in questo caso magari voglio fare la mappa sul gasolio, non sulla benzina, quindi clicco sul gasolio e lui va a dimensionare i punti in base a quello. Poi ci posso un po' lavorare. CartoDB di partenza mette tutto arancione, non so bene perché, ma mette tutto arancione. Quindi la prima cosa che possiamo fare è eventualmente cambiare il colore, per esempio. Ok, e possiamo anche cambiare un po' le dimensioni delle bubble, no? Quindi rendere più evidente la differenza. Quindi possiamo per esempio agire un po' sul raggio delle nostre bubble. Ok? E questo è un primo passo. Però noi abbiamo visto prima che quando cliccavo sul punto mi dava anche una serie di informazioni. Se io adesso provo a cliccare sul pallino, anche qua mi aiuta, mi dice: non ho niente da mostrarti, cioè non mi hai detto quali informazioni devi visualizzare lì dentro. Mi dice select feature, seleziona i campi da mostrare. Io clicco e mi apre sempre da quella colonna in cui c'erano gli strumenti, questa con il fumetto con scritto info video. Mi fa vedere l'elenco delle mie colonne del file di partenza. Io cosa devo fare? Devo spuntarle una per una per fare in modo che escano quando io clicco il punto. Allora, per esempio, sicuramente voglio che sia visualizzato il prezzo della benzina più basso e il marchio del distributore, la città, e vedete che piano piano che io li sblocco mi compaiono nella finestrella. Però la città voglio che sia il primo elemento di informazione, quindi appena passo su città mi compaiono le 4 freccettine, clicco e lo sposto più in alto e lui esegue l'operazione. E così via. Voglio anche il prezzo del gasolio e il distributore. Diciamo che latitudine e longitudine non li metto, cioè non mi interessano al mio lettore, anzi probabilmente gli complico persino la vita. Questo, diciamo, è lo schema che mi viene dato di partenza. Io gli posso anche, diciamo, dire di mettere un po' più in evidenza il nome della città, per esempio. Quindi gli posso dire di usare una testatina blu, in questo caso quindi il nome della città è in evidenza e sotto scorrono tutte le altre informazioni. Allora, se guardiamo un attimo in questo menu a tendina da cui ho scelto la testata, può essere anche verde, poi ci sono un po' di possibilità, c'è sempre questo arancione che piace tanto CartoDB. Vedo che c'è anche image header, infatti in quello di esempio abbiamo visto che c'era la pompa di benzina. Quindi io ho chiesto image header e in realtà mi dice non ho un indirizzo
indirizzo da cui pescare la fotografia. Se clicco su questo link che è comparso, mi dà la spiegazione. Questo non ve lo faccio vedere perché bisogna capire il file che adesso non ho dell'immagine. È molto semplice, lui ti dice io ho bisogno di una URL per caricare quell'immagine. Questo ci fa pensare che nel file Excel che prepariamo ci sarà una colonna che si chiamerà colonna immagine e lì andrò a incollare la URL dell'immaginetta che io ho scelto come questa. La copio uguale per tutti. A questo punto, quando io vi ho detto image URL, qua nell'elenco delle colonne del mio file, oltre ai prezzi della ventina eccetera eccetera, avrei anche scritto immagine, quindi lo rendo visibile, va portato in alto tutto, ancora sopra città, quindi lo trascino in alto come prima opzione e lui da solo capisce che quell'immagine che trova quell'indirizzo va usata come sfondo di questa finestrella. Immagini uguali per tutti, possono fare immagini. Puoi anche fare immagini diverse, assolutamente sì. Il tema della scella, della pipì. Assolutamente sì, possono essere immagini diverse, questo sicuramente. Tra l'altro si adatta un po', può essere anche un po' più alta, ovviamente viene compressa, non si adatta così, però sì, può essere anche quella un ulteriore diciamo, elemento di informazione. Anche in questo caso c'è la possibilità di aggiungere la leggenda, sempre da questa barra degli strumenti di tipo su Legend, e gli dico di mostrare il titolo e qua posso scrivere, quindi qua io gli metto prezzi, mi ricordo se non c'è benzina o gasolio della benzina, ok? E lui automaticamente mi fa vedere il valore più basso e il valore più alto e mi dice i due pallini sono dimensionati in questo modo. Se mi sembra troppo complicato mettergli quel numero, io qua posso dirgli anche più basso, okay, e più alto, okay? Se mi pare che mettergli un numero non sia di immediata comprensione. Diciamo che a questo punto la mia mappa così è pronta. Sì, devo chiedere, non sa di fare, è tutto in automatico. Fa da solo. Sì, sì, sì. Per chi non ha sentito mi chiedeva, non hai mai salvato. Non Esatto, ho mai la mia salvato. domanda era quella, non salvi mai, non c'è mai un salva, ma automaticamente si salva. Esatto, fa tutto da solo, tiene memoria di quello che ho fatto. Torno un attimo dalla rappresentazione di mappa a quella di dati per farvi vedere che mettiamo che mi accorgo di aver fatto un refuso in un nome, non devo andare a correggere il file Excel, ricaricarlo, ricominciare da capo. Sono tornata a data view, doppio clic sulla cella che voglio correggere, diventa editare, sistemo il refuso che avevo fatto, salvo e sistema. Quando io ritorno a map view mi ha cambiato da solo il refuso eventualmente del punto in cui l'avevamo trovato. L'altra cosa che posso fare è cambiare la mappa di sfondo, ok? Io quasi sempre uso quella che mi viene data di frequenza perché è abbastanza chiara, non va a dar fastidio ai colori, però ci sono anche mappe molto più precise delle indicazioni anche geografiche, insomma, oppure persino molto più semplificate, ok? Dopodiché, diciamo, poniamo che il nostro lavoro è pronto e voglio pubblicarlo. Clicco su Visualize, mi viene chiesto di dare un nome alla mia mappa, e poi clicco su Create Map. Ok, allora questo è quello che vedrà il lettore quando metteremo la mappa sul sito. Mi fa aggiungere eventualmente anche altri elementi, cioè per esempio posso dirgli di aggiungere già dentro la mappa un titolo, per esempio. Quindi cliccando su Add Element posso aggiungere il titolo. Lui come primo approccio mi dà quello che gli avevo dato come file, come nome, doppio clic me lo fa
editare, lo fa anche rimpicciolire, ok? Ok? Poi mi fa anche aggiungere altri elementi, quindi io posso aggiungere per esempio un elemento di testo, io qua di solito metto dati, 2 punti e spiego da dove sono presi i dati, no? Se non mi ricordo cos'era, ma vediamo trova prezzi, non era trova prezzi. Tutti questi blocchi di testo possono poi essere spostati, per esempio questo lo faccio un po' più piccolo e lo metto qua accanto. Dopodiché, quando posso cambiare il colore, insomma, un po' di cose si possono fare. Dopodiché clicco su Publish e mi viene restituito un link, perché questa è una mappa che può vivere anche di vita propria, anche senza essere embeddata, incorporata nel nostro sito, e se no mi dà il codice di embed da copiare, incollare e, come avete visto prima, da incollare all'interno del nostro sito, del nostro blog. Ci sono domande? Se ho capito bene, questo si basa su cartine che rappresentano la struttura amministrativa attuale, quindi i confini di province ben precise, quelli attuali, comuni, eccetera. Se io volessi fare un raffronto storico, per dire, non so, Cortina nei primi del Novecento era sotto l'impero austro-ungarico, per cui non rientrava nei confini dell'Italia, e volessi fare un confronto, mi è possibile modificare il confine e quindi fare una carta storica sostanzialmente? Allora, in realtà l'elemento del confine CartoDB non ce l'ha in partenza, ok? Lui ti presenta la mappa e sei tu che gli devi dire dove andare a fissare il punto o la superficie del comune, ok? Tanto che sono io che gli ho detto longitudine e latitudine, no? La stessa cosa vale per i confini. Allora, il file che mi ha fatto vedere prima lui, no? Regioni.kml, quel KML lì è un file che aperto fa paura, cioè è un file che contiene tutte le informazioni per punto tracciare il confine di un comune. Quindi è un file che appunto aperto fa paura, perché in realtà sono longitudine e latitudine di tutti i puntini vicinissimi uno accanto all'altro per ricostruire il confine di un comune. Quindi se tu hai quel file lì dei confini dell'800, lui lo digerisce esattamente come quello attuale. Sei tu che lo decidi. Poi quei confini lì, siccome sono puntini messi manualmente, si possono manualmente disegnare. Quindi ci sono persone che sono in grado di prepararti un file che non ha più i confini di oggi, ma ha i confini di ieri. Questo devi sapere esattamente dove passava, disegnarlo, poi esportarlo, insomma. Credo che la cosa più difficile sia sapere se disegnare la linea qui, sapere se disegnare la linea qua o 5 km più là, insomma, diciamo che è difficile da ricostruire, ma probabilmente qualche archivio storico con queste mappe ce le ha, che si possono provare a ridisegnarle, sì. Cioè ce l'ha cartacee e vanno riprodotte, ricreate. sì. Volevo chiedere, qualche aspetto qualche aspetto, visualizzazione della cartina potrebbe essere interessante anche pubblicarla sul cartaceo. Allora volevo chiedere, ci sono dei problemi di copyright con Google? C'è la possibilità di salvarlo in formato adatto alla stampa su carta? La CartoDB usa OpenStreetMap, quindi non ci sono problemi in questo senso. Se si clicca qua in alto su Export Image, trasforma quella mappa in un'immagine. Gli dai le dimensioni che servono e lui lo esporta in formato immagine. Con Google penso di sì. Con Google invece dovrebbero esserci problemi. Dovrebbero essere. Con Google invece questa cosa esperienza di fare. Mentre c'è la differenza tra una delle differenze tra Google e OpenStreetMap, che OpenStreetMap è open e i dati che ci carichi possono essere
tutti scaricati. Con Google questo non è vero e non puoi stampare la mappa che fai su Google e pubblicarla fuori da Google, perché quella roba lì è di Google. Ora, CartoDB, vi faccio vedere velocemente, ha anche altre due funzioni. Quella che vi faccio vedere ora fa parte del pacchetto di partita, quindi non ha niente che non si possa fare, ed è aggiungere alla mappa il tempo. Quindi fa spostare su una mappa i puntini in base al tempo. Questo è un lavoro che hanno fatto all'Espresso. Vediamo se lo carica. Qua vengono visualizzati sulla mappa gli sbarchi in cui sono morti dei migranti. C'è sotto vedete una linea, diciamo, del tempo con il mese e l'anno che va avanti e i puntini si illuminano in base a questo. Il file che sta dietro a questa mappa avrà una colonna con la data. CartoDB riconosce la data e quando noi abbiamo chiesto di fare una mappa Bubble invece si sceglie una mappa che si chiama Torchi. Così. L'altra cosa che permette di fare CartoDB, questo invece è stra-pagamento, però CartoDB consente le prove. Si può chiedere a CartoDB di fare un test, lui sblocca l'account per fare il test ed è un test che a livello locale è sufficiente per fare un lavoro vero anche, quindi questa cosa si può provare. Le avrete viste durante i mondiali, questi che sembrano dei video in realtà appunto sono delle mappe, cioè c'è la partita e il tempo della partita che scorre e dei pallini che si illuminano nel mondo. Allora quelli sono i tweet a commento della partita rappresentati sulla linea del tempo e sulla mappa. Più sono scuri, più è alto il numero di tweet. Adesso si vede un po' piccolo, però quando esplodono è il momento in cui c'è stato un gol, un'azione. Non ve lo faccio vedere tutto, però non va avanti, si vanno poi sul dettaglio. Quindi quando esplode il colore è il momento in cui è successo qualcosa durante la partita. Allora, cosa fa CartoDB? Gli si chiede di utilizzare Twitter come fonte dei dati ed è lì che dice guarda che serve un livello avanzato, cosa vuoi fare? Allora tu li puoi contattare, loro rispondono in tempo reale. Io per curiosità l'avevo fatto e avevo fatto una prova sulla prima puntata di Ballarò, chiedendo a CartoDB di scaricare tutti i tweet con l'hashtag del programma per farmi vedere dove si era twittato di più. Un lavoro, diciamo, che se poi accompagnato per esempio ai dati degli ascolti può essere un lavoro che ha un suo livello anche di indagine da fare dietro. Quello che c'è dietro a questo file su Ballarò ve lo faccio vedere per curiosità. Speriamo che sia Ballarò. Questo è quello che abbiamo visto prima, okay. La data view, cioè quello che c'è dietro, è una mole immensa di dati che CartoDB è in grado di darci, cioè ci fa vedere le indicazioni geografiche, quindi il punto da segnare sulla mappa, ma anche nome utente, quanti follower ha quell'utente e quante persone segue. Ci dà per esempio il link del tweet in modo da poter anche avere il contenuto del tweet. Ci dice anche per esempio, lo faccio vedere un po' più avanti, che
che cosa usa, se usa Android, se usa iPhone, eccetera, eccetera. Quindi ci dà una serie di informazioni non da poco. Capite che questo è il motivo per cui questo pacchetto si paga, no? È un'opzione Che ordine si molto. sì. Non mi ricordo, ma cioè, per un anno di abbonamento siamo comunque sopra i $1.000. Ora, se pensato a livello di un'azienda che ci vuole fare dei lavori, ovviamente sono costi che sono piccoli, no? Da privato non credo che si metta a pagare una cifra del genere, no? E questi sono tra l'altro pacchetti pensati per le aziende, quindi loro ti fanno fare una prova, perché a loro ovviamente conviene far vedere un po' lo strumento che prima era bloccato, cioè Cartolib faceva questo lavoro solo per Twitter. Loro hanno iniziato a farlo vedere nei mondiali, quelle mappe lì le faceva solo Twitter e le buttava fuori durante tutte le partite. Poi invece hanno reso questa possibilità aperta, quindi questo è un po'. Poi nella presentazione trovate anche il link a Tableau Public e un esempio che non vi faccio vedere perché non c'è tanto tempo adesso. Tableau Public è un altro strumento molto valido che permette di fare mappe, ma non solo mappe, quindi visualizzazione dei dati in generale. Ha una parte diciamo online e una parte di programma da scaricare sul computer, è un po' più complicato, quindi anche come interfaccia è un po' più complessa, però è efficace. Vi faccio vedere anche questo, me lo hanno fatto vedere gli amici di Data Ninja. Questo è invece rapidissimo. Cosa fa? Mappa dell'Italia divisa per regioni. Se voi avete dei dati divisi per regioni, si inserisce il numerino accanto alla regione e immediatamente vi dà quelle mappe che vi ho fatto vedere io di colore in tempo reale. Quindi seleziono l'Italia, ok, vado su data, inizio a dirgli Abruzzo 1, sono non tutti in italiano le regioni, ma insomma, e vado avanti così via a compilare e lui mi colora le regioni in base al numero che io gli ho dato. Questa è molto, molto carina. Io per fare una prova ne avevo fatta una sulle regioni d'Italia per far vedere dove sono la maggior parte degli iscritti a tempo pieno a scuola, per far vedere quali sono le regioni che scelgono di più il tempo pieno. Sta caricando, non vedo. Ok, quindi ho inserito il numero che avevo ovviamente, no? Quindi anche lì noi stiamo parlando di visualizzazione dei dati, c'è la ricerca dei dati prima, no? Quindi io avevo la percentuale di iscritti nel tempo pieno delle scuole italiane su base regionale e qua vediamo che nelle regioni più scure la percentuale è alta, nelle regioni più chiare la percentuale è bassa. Allora capite che in un pezzo in cui si racconta le scelte sulla scuola in Italia a settembre quando inizia l'anno scolastico, una mappa di questo tipo può aiutare comunque il lettore a farsi un'idea così immediata, no? Poi nel pezzo ovviamente ci sarà tutto, no? Ci sarà chi lo spiega e chi ci spiega perché al nord ci sono regioni con il tasso di iscrizioni al tempo pieno più alto che al sud, no? Però a livello di visualizzazione questo aiuta molto. Poi nella presentazione, fin qua abbiamo parlato di mappe di dati, ok? Quindi file Excel di partenza da visualizzare su una mappa. Vi abbiamo però messo anche altri strumenti. Allora, uno molto curioso è Snap Widget, ve lo faccio vedere al volo, serve per fare mappe con le foto che arrivano da Instagram. Quindi è gratuito. Get your free widget e gli dico per esempio di farmi vedere tutte le foto, sperando che ci mettiamo cortina, ok? Con l'hashtag cortina, di farveli vedere eventualmente a griglia, quindi
fa anche questo servizio, vi faccio vedere un attimo perché è carino. Chiedo una preview, mi fa vedere tutte le foto di Instagram, sì, ok, con una griglia che si aggiorna automaticamente appena qualcuno su Instagram pubblica una foto con l'hashtag cortina. Tutto questo ha un codice di embed come le mappe, no? Come tutto che si può inserire nel nostro sito. Siete riconosciuti? È molto carino per seguire degli eventi, noi lo usiamo molto in questo senso, no? Carnevale di Ivrea per esempio ha il suo hashtag, un sacco di foto pubblicate su Instagram, è un modo per far vedere anche sui social che cosa si fa. Come la griglia ha anche la mappa. Ovviamente per le foto che sono già localizzate. Ovviamente lui cosa fa? Cerca tutte le foto con la parola cortina. Se io sono in vacanza negli Stati Uniti e ho postato una foto di quando un mese prima ero a Cortina, lui registra che io sono negli Stati Uniti, no? Quindi è il motivo per cui ci sono anche foto, diciamo, fuori zona, ok? Ovviamente si può anche zoomare un po' di più. Scendere insomma ogni foto poi può essere cliccata e rimanda al profilo delle persone che hanno postate, eccetera eccetera. Poi vi abbiamo inserito anche Tripline. Allora, qua iniziamo a entrare nel campo delle mappe che servono per raccontare delle storie, okay? Storie di viaggi oppure storie che hanno una loro evoluzione non solo temporale ma geografica, quindi che toccano più punti per esempio di un paese. Tripline aiuta in questo senso a raccontare come una sorta di diario di viaggio, però rappresentato su una mappa. Allora, questo è un lavoro che hanno fatto i colleghi del centro, che hanno fatto un viaggio sui pullman che da Pescara partono per la Romania. E c'è tutto il racconto che è accompagnato da questa mappa. Questa mappa diventa navigabile e diventa una sorta di slideshow, cioè io sfoglio la mappa e vedo tutti i passaggi, no? Quindi inizio da Pescara, ha un suo titolo, un suo testo, una sua fotografia e così scorro. E posso seguire tutte le tappe del viaggio. Che cosa ha di interessante Tripline? Due cose. La prima è che mi segue durante il viaggio, cioè c'è l'app sul telefonino, quindi io dalla redazione prima di partire ho creato la mappa, l'ho fatta inserire in un mio pezzo, poi arrivo alla seconda mappa di quel giorno, sul telefonino fisso sono in questo punto qua, se voglio aggiungo la foto del luogo, aggiungo già il testo e quel punto lì diventa un punto sulla mappa. Questo è utile. L'altra cosa che può fare, e la fanno da tantissimo tempo, è di associare alla mappa i social. Cioè io gli posso dire il viaggio lo racconterò su Twitter probabilmente, quindi fai vedere sulla mappa tutti i miei tweet. Ok, quindi sulla mappa compariranno tutti i tweet che io farò durante il viaggio. Quindi capite che anche graficamente vorrà dire che questa linea rossa sarà un seguire passo passo quello che stiamo raccontando sulla mappa. Tutto cliccabile, tutto zoomabile, quindi questo è un di più che non è da poco. L'altra story map che vi fa vedere invece Ok. Allora, story map a parte essere uno degli strumenti del Night Lab, magari aggiungiamo il link a tutti gli altri. Story map è appunto uno strumento messo a disposizione dei giornalisti che vogliono raccontare storie con il sapore del viaggio, con il sapore del percorso, dell'itinerario, un po'
come trip map, ma diciamo un po' semplificato. E story map, sbagliato. Ah, non è che lì che stiamo disponibili di nuovo, ok. E come vi diceva prima Marianna, dà l'impressione di navigare una mappa come se fosse una presentazione in PowerPoint, slide dopo slide, tappa dopo tappa. È veramente molto semplice. Allora, clicco su Make a Story Map, mi chiede di fare login con il mio account di Google. Ok, e arrivo qua, qui ci sono le mappe che ho già creato. Ne faccio una nuova, creo una nuova mappa. Gigapixel sono le foto, invece le foto navigabili. E lo chiamiamo il mio viaggio in Veneto. Ok, la prima slide è la slide di copertina in cui io darò il sito. Ah, forse prima facciamo vedere l'esempio, giustamente mi suggeriscono. Questo è un esempio che stanno facendo alcuni corsi, i colleghi della Nuova Ferrara, che seguono l'avventura di una ragazza particolarmente coraggiosa che ha deciso di andare da Ferrara a Capo Nord in bicicletta. Non è andato via. E qua c'è questo viaggio da Ferrara a Capo Nord in bici. Ecco, qua c'è una copertina che mostra tutte le tappe del viaggio. Poi se comincio a navigare questa mappa, vado alla prima tappa e qua come vedete c'è la foto e il testo che spiega la partenza. Al posto della foto avrebbe potuto esserci un video, ma avrebbe potuto esserci anche un tweet, una foto di Instagram. Quindi anche questo, diciamo, riesce a dialogare e a incorporare i messaggi sui social network. Poi clicco e si va dalla prima tappa alla seconda tappa. E vedete, no? È una presentazione. Carino, no? Farlo è molto semplice. Vi dicevo, la prima è la copertina che vi ho fatto vedere, quindi il mio viaggio in Veneto. Qua posso mettere il testo, posso inserirci dei link, oppure inserirci anche del codice HTML per inventare delle linee. E diciamo che sceglierò Cortina come immagine di copertina di questa mappa. No, una foto di copertina. Quindi vado su immagini. Come vi ho fatto vedere ho bisogno come vi ho fatto vedere prima per Google, ho bisogno di raggiungere l'indirizzo della singola foto. Quindi visualizzo l'immagine e prendo questa foto qua. Oppure avrei potuto anche caricare una foto con upload animation. Qui posso mettere il credito dove ho preso la foto e la scalina. Ok, fatto questo aggiungerò una slide, che sarà la prima slide, la slide della prima tappa, e gli dirò che si parte da Cortina. Lui trova Cortina d'Ampezzo e mette il punto. La prima tappa è Cortina. Anche qua posso mettere una foto, se ne prendiamo un'altra. Quello che ho appena fatto lo ripeto. Ok. Adesso aggiungo una slide e diciamo la seconda tappa è B1.
terza foto mettiamo Treviso. Ok, arrivati no, devo scriverci per no, non ci trovo. Ok, adesso ti faccio la preview e se tutto è andato bene faccio torno all'inizio. Allora, c'è la copertina, il mio viaggio in Veneto con la foto che avevo scelto e le 3 tappe che ho indicato. Comincio il mio viaggio su una cortina, ma non ci ho messo il testo per velocità, ma insomma avete visto che può essere molto articolato. Poi sapete fino alla fine del viaggio, posso andare avanti per tutta l'idea. Un altro esempio. Sì, scusate. Aspettiamo il microfono così. Ci chiedevamo nel momento in cui invece di caricare la foto da una URL carico le mie foto che ho fatto, ho un limite immagino di risoluzione, cioè non è che posso caricare una foto da 8 mega. Sì, immagino, cioè, e non so la mai. riduce lui o gliela do io già piccina? No, la riduce lui. In automatico, cioè io magari perché- ti sparo un'immagine no, perché sono distratta da 5 mega, lui me la restringe. Allora, non mi ricordo di averci mai provato, ma mi sembrerebbe veramente strano che un programma come questo chiedesse, ci sarà sicuramente un limite tipo sopra Esatto, le 3000 esatto. non la prende, però insomma se l'immagine no, è sotto la soglia in cui non accetta l'immagine perché il file è troppo grande, poi la dimensiona lui. Questo mi sento di Solo poterlo, che diventa, non ci ho provato ma è mi molto sento di lento, poterlo dire. è molto lento a caricare. Cioè nel senso che lui Ah, la carica col peso originale e poi la data, però il caricamento è molto lento. Quindi diciamo che utilizzare la strategia di mettere la URL dell'immagine che si è caricata da qualche altra parte velocizza il processo di caricamento delle singole slide. Vado avanti? Allora, ora vi faccio vedere una mappa un po' strana perché è una mappa fatta con un'immagine, cioè non è una mappa, ma per dire che è una mappa non mappa, è un'immagine della Toscana sopra alla quale ho messo semplicemente dei pallini, cioè dietro non c'è una cartografia, c'è semplicemente un JPEG della Toscana con la faccia di Dante. Questo l'abbiamo utilizzato per citare le terzine più famose della Divina Commedia in cui vengono citate le città toscane e quindi Pisa, Vitupero delle Genti, la grandezza di Firenze, eccetera eccetera. Vedete, si naviga più uno spizio, però può essere carino. Per farlo abbiamo utilizzato questo strumento che si chiama TeamLink che in genere, cioè che di suo serve a mettere pallini e didascalie sopra le foto. L'uso, diciamo, quello classico di TeamLink è quando, che so, quando si presenta un nuovo governo, per dire che c'è tutti i nuovi ministri in posa, la foto di gruppo, uno mette su ogni ministro chi è e che delega, Angelina Alfano, ministro degli interni, eccetera. Questo evita di mettere in fondo alla foto una didascalia chilometrica in cui dice da sinistra e quindi poi dopo se uno vuole sapere chi è quello deve seguire tutto. Invece c'è il pallino, ci passa sopra e ti dice come si chiama e permette anche di metterci un link e quindi uno può per esempio linkare il curriculum di Angelino Alfano se vuole. Allora, Odyssey faccio vedere subito l'esempio. Permette di, diciamo, fare quello che ormai chiamano tutti lo storytelling, no? Quindi un lungo testo che scorre in verticale sulla pagina collegato ad una mappa. Allora, questo è un lavoro pensato andando a guardare i diari della Grande Guerra e, diciamo, ripercorre
diari, facendoceli anche vedere nel posto a cui è legato quella pagina di diario. Quindi in questo caso Odyssey ci dà una testata con un titolo, una mappa così un po' molto orizzontale, no? Il taglio, lo zoom lo diamo noi in partenza, ed è un lavoro che si sfoglia in verticale. Vedete che sotto il testo, diciamo, scorre, la mappa rimane fissa, e quando piano piano mi sposto su un punto lui mi sposta da solo la mappa. Questo vuol dire che per esempio per il 24 maggio noi abbiamo usato un diario collocato in questa posizione e lui riconosce che a quel brano del diario con quella fotografia è collegato un punto sulla mappa e ci si sposta da solo, ok? Quindi è una narrazione che dà qualcosa in più, insomma, no? Cioè dà una visualizzazione immediata anche sulla mappa. Quindi scorre, lavoro sotto, la mappa rimane fissa sopra e si sposta. Allora questo usa questo programma che si chiama Odyssey. Allora Odyssey all'inizio un po' spaventa, abbiamo anche poco tempo, non so se riusciamo a farlo del fondo. All'inizio un po' spaventa perché vi faccio vedere, tanto vi faccio vedere fra 3 tipi di mappa, no? Noi quella che potete vedere io è una mappa a scroll, se no c'è una mappa a slide tipo story map, quindi si sfoglia, no? Una rivista e la mappa si sposta, oppure c'è quella che ha l'elemento temporale, come l'abbiamo vista per cartolibri. Io adesso vi faccio vedere scroll. Dicevo, spaventa un po' perché sulla destra vedete che c'è il codice, okay? In realtà non è codice HTML, ci assomiglia un po', è un codice loro, allora quindi bisogna semplicemente guardare un po' come è organizzato. In realtà tutto quello che vedete nel codice è la spiegazione di quello che è, okay? Quindi qua il titolo vorrà dire che è un titolo che io posso andare a cambiare e mettere, per esempio, cortina prova. Dopodiché vado avanti a lavorare, quindi dice, per esempio, your first Odyssey story, quindi quello che vedo immediatamente in partenza, e vedete che ho delle coordinate geografiche, quindi inserirò io longitudine e latitudine, fisso uno zoom, metto un testo. È un po' più complicato, okay? Però diciamo, seguendo le istruzioni che dà lui e semplicemente sostituendo al suo testo il nostro testo, ci si lavora e si riesce ad arrivare a un prodotto. E vedete che va avanti e ci spiega cosa fare, ci spiega come si può mettere un'immagine, e anche in questo caso qua c'è la URL del file JPEG e noi dovremo sostituire la nostra immagine con un'altra. Sì. Ok, e qua come vi abbiamo fatto vedere prima, se lo rimetto meglio, c'è il link a questa presentazione. Adesso ci sono domande, interventi, pensieri, proposte. Sta venendo la fame, credo. Ce l'aveva C'era già da prima. già da prima. Allora, torno ancora a quello che diceva lui, nel senso sulle mappe con quel decreto, di chi sono? La proprietà di chi è? Cioè, quindi io mi faccio tutto sul lavoro, mi metto... No, cioè nel senso che creo la mappa. puoi usarla, puoi metterla sul tuo sito, puoi rimane usarla pubblica. come se fosse tua. Ah, Però in realtà i dati che ci carichi rimangono tue. rimangono in due. Allora, la domanda che era quella opposta a lui era: io posso prendere la mappa che ha creato un altro, caricarla e poi modificarla, aggiungere, togliere o fare qualche manipolazione? No. Se l'ha creata un attimo non puoi manipolarla, è di l'ha creata. Puoi prenderla, puoi prendere il codice di embed della mappa che ha creato un altro, puoi prenderlo o mandare. Forse si può vedere questo gioco.
Cioè, la domanda è sia se si può fare tecnicamente e l'altra è se è lecito farlo. No, cioè dove si trova il codice per embeddarlo è lecito farlo, cioè quando c'è il codice per embeddare, così come su Twitter, Instagram, su Facebook, quando c'è a seconda delle impostazioni di privacy di chi ha condiviso quell'elemento, quando c'è il codice per embed significa tacitamente che puoi prenderlo, altrimenti non ci sarebbe il codice per embed, quindi quello anzi è una sua funzione, una sua caratteristica, è una forma si di sfrutta. La domanda era tutto quella se io posso prendere la mappa della benzina e ci aggiungo, che ne so, gli orari di apertura, adesso per dire dei cosi. Aggiungerci gli orari di apertura no, perché la mappa è diciamo, un po' modificata chi l'ha creata. Se c'è il codice per inventare, come in caso di chi c'è, puoi prenderla esatto, perché chi l'ha creata, chi l'ha generata ha deciso alla base se io pubblico un video su YouTube posso scegliere se questo video possa essere embeddato da altro oppure no. Se dico di no, non si capisce perché devo dire di no, se dico di no nessuno lo può prendere. Sì, diciamo che in questi casi, per esempio CartoDB in fondo alla mappa mette un link che va al profilo della persona che l'ha creato. Questo vuol dire che si mette in moto un lavoro molto tradizionale di contatti, per cui tu mi contatti e mi chiedi me lo dai il dataset che hai usato e che io lo modifico e io ti do. Questo è un po' il principio che c'è alla base. Quindi è meglio usare CartoDB che non Google. Io ne faccio una distinzione molto grafica, devo essere sincera, no? Cioè, CartoDB lo avete visto, graficamente, esteticamente è gradevole, no? Magari Google leggermente meno, però dipende su che cosa stiamo lavorando, cioè un lavoro con i prezzi della benzina, con i pallini grandi eccetera, con Google non rende, no? Quindi va fatto con CartoDB. Una mappa descrittiva, cioè fammi vedere dove sono le aree pedonali di Cortina, con CartoDB non ha senso, cioè la si fa con Google Maps, quindi dipende proprio da che tipo di lavoro. Io invece ne faccio anche una questione di facilità di uso, se il concetto che voglio esprimere è che qui davanti hanno messo l'accesso, insomma il fatto che questa informazione sia, come dire, io la affidi a Google non mi sembra di